Buongiorno cari concittadini, ci ritroviamo qua oggi per parlare ancora di Covid, dopo un periodo insomma, dove il virus ha rallentato di parecchio la propria corsa e non ve n'era quasi più traccia, tra virgolette, nel senso non avevamo più avuto casi positivi qua a Terra di Po. Purtroppo oggi registriamo altre due persone che sono risultate positive al virus. Le persone in questo momento stanno bene, insomma non hanno sintomi gravi e quindi questo ci fa come al solito ben sperare in una loro pronta e veloce guarigione. Registriamo, come dicevo, purtroppo questi due nuovi casi, non sono un focolaio qua a Teo di Po, ma sono legati ad altre situazioni presenti, insomma come sappiamo benissimo qua in Italia, e non rappresentano assolutamente un problema, nel senso che sia le persone sia i familiari erano già in sorveglianza prima del tampone, prima quindi dell'esito positivo del tampone, e quindi la situazione era già stata circoscritta a monte. E comunque sappiamo benissimo che la tempestività e la rapidità di intervento in questi casi è la parte fondamentale, e diciamo che fino ad oggi la nostra ASA, il nostro sistema di contenimento ha funzionato, e quindi insomma adesso auguriamo una pronta guarigione a queste due persone che sono state colpite dal virus, e teniamo monitorato insieme a tutti gli altri organi di controllo della situazione, come abbiamo sempre fatto in questi mesi. Come sapete poi ieri praticamente è stato pubblicato un nuovo DPCM che non ha fatto altro che confermare le regole che c'erano già in vigore e le ha prorogate fino al 7 ottobre, quindi c'è ancora l'obbligo della mascherina se si è in luoghi pubblici non è possibile mantenere il distanziamento, anche all'aperto, le regole insomma che abbiamo sempre avuto fino ad oggi e che continuando a rispettare insomma riusciremo sicuramente a contrastare e a contenere ancora il virus. Purtroppo, ovviamente, pensare di essere, come si diceva, Covid free, quindi liberi ed immuni dal Covid per tutta quest'anno era quasi un'utopia, però pensare di riuscire a rispettare delle poche semplici regole e di limitare al massimo quello che può essere l'esposizione al Covid sicuramente è una cosa fattibile a tutti quanti noi, in modo da riuscire diciamo, a fare un buon lavoro e a contenere ancora l'epidemia. Quindi vi ringrazio. Ci sentiremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori aggiornamenti o comunque per tenervi sempre informati su quella che è la situazione. Inoltre vi invito anche a seguire la nostra striscia settimanale, quindi un appuntamento bisettimanale dove pubblichiamo insomma sempre video aggiornamenti sia per quanto riguarda l'emergenza coronavirus che anche aggiornamenti per l'attività amministrativa che viene fatta quotidianamente nei comuni di Terra di Po. Quindi grazie a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni per i nostri appuntamenti di aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.